Amici bellini, dobbiamo fare in fretta. E come fa il Napoli? Perché quando il Napoli deve comprare un giocatore, che vi ho detto, non pensate a Coppa mai, deve uscire il vice Anghissà e non lo conoscerà nessuno. Quindi comincia. Io sapevo, ma oramai si è capito. E quindi ascoltate, Antonio Sarnataro, benvenuto sul canale, assolutamente. Iscrivetevi al canale, lasciate i like, ci vogliono 1000 like in questo caso, perché che vi ho detto? Che cosa vi ho detto? Dico sì, abbiamo capito Vega, abbiamo capito Cup Miners, ma dov'è il vice Anghissà? Ragazzi, è arrivato il vice Anghissà, ascoltatemi bene, lo conosco da una vita, lo seguivo, non ascoltate, vi prego. A meno che c'è qualcuno che ovviamente i giochi manageriali su FIFA, su Scudetto, su i football, non lo so, sono prospetti che gli addetti ai lavori conoscono, ma noi le partite del Ramsol, le partite del Midtjylland non è che ce le andavamo a guardare, quindi diffidate, vi prego, da chi vi dice l'ho seguito tantissimo, veramente sono balle. Questo ragazzo svedese, andiamo a vederlo per bene. Kajuste, Jens Kajuste, penso che si dica così, perché poi il ragazzo è svedese, da padre haito-americano, quindi c'è un po' di americano come piace a De Laurentiis. Andiamo a capirlo. Allora, biografia, prima di tutto è nato in Svezia da padre americano e madre svedese. All'età di 5 anni si è trasferito in Cina al seguito della famiglia, vivendo un anno a Luoyang, successivamente a Pechino, dove ha iniziato a giocare a calcio. Nel 2029 è tornato in Svezia con la famiglia. Caratteristiche tecniche: è un mediano abile a giocare box to box, abile a recuperare palloni, così come nei lanci per i compagni con cui scardina le difese avversarie, molto bravo ad eludere il pressing degli avversari, dispone di buona tecnica e cerca spesso di giocare semplice. Questa potrebbe essere tranquillamente già la descrizione di Zambo Anghissà. Quando abbiamo guardato gli highlights di Anghissà, voi potete andarvi a recuperare il video, io vi ho detto abbiamo preso il driblomane. Perché? Perché in tutti gli highlights di Anghissà, le fasi più belle della sua carriera, c'era un buon dribbling, c'era personalità, c'era dribbling, c'era la fisicità che conosciamo, ma c'era tanta tecnica. Questo ragazzo, negli highlights piccolini che ho visto, non ho visto tutto no, ne ho visti qualcuni di dribbling, ma non dobbiamo pensare al dribbling, perché quando poi passano in un campionato italiano dove ti vengono addosso, c'hai meno tempo per fare delle cose flashy, diventano più essenziali, e quindi qua secondo me abbiamo trovato il vice Anghissà essenziale. Questa in breve la sua carriera, squadra svedese che non provo nemmeno a pronunciare, poi il Midtjylland e poi il Reims in Francia. Vediamo pochi gol, un totale di 8 gol su 138 partite, non è quella la sua specialità, non è quello che deve fare, attenzione, andiamo con calma. Michel agosto 10, quindi domani fa il compleanno, ce lo pigliamo nel compleanno, è bellissimo, 1999, quindi 23 anni. Che però diventano 24 domani, quindi 24 anni, siamo precisi. 1,88 m, svedese americano, con cittadinanza anche americana, perché il papà ovviamente. Posizione mediano, centrocampista difensivo di piede destro, eccetera eccetera. Puma. Andando più nello specifico delle posizioni nelle quali è stato utilizzato, vediamo principalmente da centrocampista difensivo, poi anche da centrocampista centrale, anche a destra, qualche volta, pochissime volte anche in attacco, addirittura una volta è stato schierato da punta, anche sulle due ali può essere schierato, ma insomma quello è, ragazzi, centrocampo a due è perfetto e può tranquillamente adattarsi da mezzala destra, perché proprio fa proprio per il caso, fa il caso nostro, credete.
Ecco, ma voi direte, ma che è sta roba? Mi rendo conto, è difficile da capire così. Allora ho preso le caratteristiche di due altri centrocampisti, ho segnalato due altri centrocampisti e le ho messo in comparazione con lui. Allora, quello che mi interessa ovviamente dai centrocampisti, oltre al fatto che possano andare in take e quindi i contrasti nel recuperare i palloni, dove abbiamo capito che lui è molto bravo, mi interessa la percentuale realizzata. Allora, il primo è lui, 82%, non è esagerata, ma non è male. Potete indovinare chi è il secondo e il terzo? 91%, 91,7 è Lobotka, ovviamente, e 87,1 è Anghissà. Non dobbiamo dimenticare quanto comunque Anghissà nel giocare semplice perde pochi palloni, poi attacca e stacca sì, ma 87 è una grande percentuale, e quindi non c'è male. Ovviamente ci sono moltissime, molto meno partite da tenere in considerazione, però ci siamo, non scendiamo sotto l'80% perché là non è il caso. 82%. Poi abbiamo altre statistiche importanti. Vedete che nelle sfide, ecco, per esempio nelle sfide, nei tackle, la percentuale di tackle riusciti va meglio di Zambò e va meglio di Lobotka, 51%, quindi 52%, quindi è proprio il centrocampista difensivo. Secondo me lo puoi mettere anche al posto di Lobotka, ma da quei pochi highlights che abbiamo visto, per me è proprio la fotocopia di Zambò. Chissà. Spostiamoci un attimo perché se riesco a fare questa cosa, cose nuove, particolari. Allora, questa è la sua scheda. Quando tu poi clicchi sulla sua percentuale, ti mette in comparazione, questo sito che è FIBREF, ma è famoso, ti mette in comparazione con tipo il migliore della serie, il peggiore e lui, e la media. Per esempio, se andiamo a vedere gli assist, tu ci clicchi sopra, tu dici chi è quello alto? È De Bruyne, che per 90 minuti ne fa 0,62 di assist praticamente in ogni partita, ogni 90 minuti più di mezzo assist lo fa sicuramente. Lui la media è 0,10, lui sta a 0,06. Non è la sua specialità. Poi ti dici anche quelli che stanno proprio a 0, che proprio di assist non ne faranno mai. Quindi ci interessa, vedete per esempio i tiri totali, se vai a prendere Alex Bene ne fa molti di più, lui ne fa 1,59, quindi gli piace arrivare al tiro, è più della media. Per esempio uno a cui il tiro non interessa proprio è Soumaré, di cui pure si era parlato. Se vedete i non penalty goals, di gol che non includono i rigori, c'è Veiga che ne ha più degli altri, e Cajuste sta lì. Poi arrivato a 0 dovete pensare a Locatelli, proprio 0 Locatelli, 0 Fabinho e Wallace, eccetera eccetera. Quello che ci interessa sono i passaggi. Io insisto sui passaggi provati. 35, guardate per esempio Verratti ne prova tantissimi, la media è di 50 per partita, lui arriva a 43, non malissimo, ma ci interessa la percentuale, e quando arrivi alla percentuale il migliore è sempre Lobotka con 93,6, Cajuste 82, ripeto, non è male, veramente non è male, è leggermente sopra la media. I passaggi progressivi, quelli che poi ti portano in porta, e Toni Kroos è il migliore con 12 per caratteristiche, però 6,49 è leggermente meglio della media. Quindi ragazzi, questo ragazzo secondo me non c'è male. I take-ons, questa è la cosa migliore che fa, insomma me lo dite voi nei commenti, e Bellingham sta meglio di lui, ma lui sta là vicino. I tackles 2,71 per partita, oltre la media per blocchi. Vediamo a livello di colpi di testa, a livello di colpi di testa, nonostante sia 1,88, può far meglio sui colpi di testa. Interception, gli intercetti, che secondo me è un'altra cosa che Lobotka faceva benissimo. Abbiamo Hjulmand, che giocatore Hjulmand secondo me andava preso, ma forse è troppo tardi, è già troppo conosciuto, e il Napoli prende solamente quelli là sconosciuti a noi, per loro non sono sconosciuti. Chiariamoci, e questo ci conferma anche che, ragazzi, il mercato non lo fa ADL, parliamoci chiaro, perché volendo proprio ADL non è che conosce questo qua, si fida dello scouting,
scouting che lo seguivano ci fanno sapere almeno da febbraio, insomma non sono cose improvvisate. Sicuramente si diverte probabilmente ADL a tenere tutto nascosto, a magari dare impasto ai giornalisti. Non vi fidate dei media, ha detto, ci dà impasto alcuni nomi, noi ci facciamo le nostre fantasie e poi quando devono chiudere chiudono subito, perché evidentemente già avevano imbastito la trattativa e poi vanno alla chiusura finale senza far sapere niente a nessuno. E quindi per la prima volta io mi sono proprio svegliato col telefono in fiamme che dice: oh no, poi è arrivato Cajuste, chi è Cajuste? Lo sappiamo adesso chi è Cajuste. Insomma, benvenuto Jens, il Napoli comincia a prendere forma. Nathan, abbiamo capito, lo individuo come panchinaro, ma potrebbe, perché comunque i mezzi fisici ce li ha e si affina alla tecnica, perché poi c'ha la sventagliata, ma non sempre puoi fare la sventagliata perché ti vengono addosso in Italia. Con calma si lavorerà su Nathan, nel frattempo parti con un Juan Jesus o un Ostigard a seconda delle partite. Jens, Cajuste è proprio quello che se Zagbo Anghissà non ce la fa e lui sta in forma, secondo me lo metti a fianco a Lobotka e in questo momento devi immaginare, scusate il bicarbonapoli, devi immaginare un centrocampo con, se Zielinski non c'è, Elmas al posto di Zielinski, Lobotka e Anghissà. Elmas, Lobotka, Anghissà, Cajuste in questo momento ancora Demme e al posto di Elmas vediamo, in questo momento è Gaetano, ma insomma lì qualche cosa si farà nel momento in cui uscirà Zielinski. Qualcuno dice Veiga, io dico che Veiga molto più di Koopmeiners, perché stiamo vedendo che già 25 sembra troppo al Napoli, questo ne ha 24 anni, 22 anni per Nathan, insomma il Napoli sta cercando proprio di svecchiare il più possibile, di fare una squadra che è giovanissima ed è pure secondo me una cosa buona, perché poi ti crescono, te li puoi rivendere, se sono talentuosi ti esplodono in casa e quindi è pure giusto. Quindi questi sono colpi che non infiammano necessariamente la piazza, perché se non li conosci non ti infiammano subito, non sono i nomi. Veiga già è nome perché già è più conosciuto, Koopmeiners sarebbe stato nome e invece questo ragazzo infiamma di meno ma potrebbe essere funzionale, meglio di Ndombele. Se mi posso allargare su qualcosa, meglio di Ndombele, perché sicuramente avrà più fame di Ndombele, sarà meno indolente e cercherà di fare di tutto per prendersi il posto di Anghissà o per giocarci anche insieme, perché se Garcia vuole fare i suoi esperimenti, ogni tanto mettersi a due, quindi col 2-3-1, perché bisogna valorizzare Raspadori. Teniamo presente tutte queste cose qua. Da New York Valerio Fluido è tutto. Continuerò a studiare perché questa è a prima mattina, io mi devo ancora svegliare e devo anche andare a giocare a pallone io stesso medesimo, di conseguenza ci vediamo presto, dai, forza Nas, dai, fai, che si sta, dai, i like!